Il corteo, che ha manifestato davanti la prefettura in maniera pacifica, ha provveduto così alla lettura della missiva scritta al Presidente della Repubblica, quindi quella dei punti chiesti al prefetto. A questo punto ci si aspettava l'incontro della delegazione con il massimo esponente dello Stato, ma è arrivato l'ALT per un componente della stessa, il segretario della CGIL Alfonso Buscemi. Ampia la solidarietà manifestata dai presenti. Tutti state chiedendo che cosa sta accadendo. Chiedo Don Mario, per piacere, di essere qua, chiedere al rappresentante della CGIL, tutti coloro che dovevano salire, di venire qua. Abbiamo comunicato ufficialmente, quando abbiamo organizzato questa manifestazione, il senso di questa manifestazione. È una manifestazione assolutamente pacifica e costruttiva. Il nostro interlocutore è il prefetto. Abbiamo comunicato tramite PEC i nomi di coloro che dovevano salire. Adesso nell'entrare ci hanno comunicato che non poteva salire il membro della CGIL, il segretario della CGIL Buscemi. Abbiamo deciso di non salire nessuno. I punti, se sono stati inviati tramite PEC, siamo dispiaciuti, perché questo è creare una frattura con dei cittadini onesti che stanno esercitando il loro diritto. Non è un modo democratico, non è un atto di civiltà. Siamo tutti assolutamente dispiaciuti perché non si è compreso il senso, lo stile di questa protesta, che non ha né colori né bandiera. Successivamente all'incontro al tavolo della prefettura erano presenti il vicario della chiesa Don Giuseppe Cumbo, Don Mario Socce, la parlamentare Ida Carmina, che dopo un lungo colloquio hanno chiarito i vari punti in questione. Ma se succede una cosa di questo tipo, eccellenza, dove c'è una marcia, noi stiamo facendo una dichiarazione pubblica, dove c'è una marcia, abbiamo mandato una PEC e ci sono dei rappresentanti di cartello sociale del comitato che hanno chiesto di parlare. Ci viene detto che non deve salire un membro, il segretario della CGIL. Se è così, se la vede il poliziotto con chi è interessato. Facciamo salire, lo denunziamo? Se è così, scusi, se lei pensa che è stato oltraggiato un poliziotto, deve essere denunciato. Ma se lei dice che è stato oltraggiato ed è successo, io non le devo dire io di fare il rappresentante dello Stato. Stato. Lo faccia salire e subito dopo noi non faremo denunzia, va bene? No, eccellenza, io sono padrone di me stesso e rappresento me stesso e l'ufficio che mi è stato detto di rappresentare. Detto questo, sì, ma non mi posso accomodare se non ci sono faccia salire e naturalmente faremo la denunzia. Scusate, lei stesso me lo dice. Se lei vuole fare la denuncia, va bene. Signore, non si scherza con... È giusto, no, non si scherza. Anzi, a proposito, la voglio ringraziare pubblicamente per non aver alzato la popolazione, non è scritto come? La volevo ringraziare pubblicamente per non aver alzato la popolazione, come lei ha scritto che volendo potrebbe fare. Io ho scritto, ma come lo faccio vedere? Il qualificante muovere strade contro la giunta PCD o aizzare la cittadinanza arrivata ai limiti della sopportazione. Tuttavia, la ringrazio, il vostro amore per il rigetto e il senso di responsabilità ci suggerisce di muovere un semplice richiamo ai maggiorenti delle forze politiche locali, e di questo io lo ringrazio. Mi dispiace chi ha fatto queste dichiarazioni, se ha una registrazione me la farà vedere assieme alla denuncia che lei farà, perché perfetto, però se lei dice che ho fatto queste dichiarazioni, eccellenza, io ho scandato in tutti i modi, ho affermato, ho scritto che non ho nulla nei confronti della prefettura e del dottore Romano. Non mi permetterei mai di aizzare nessuna comunità e nessuna cittadinanza, perché lo sto dichiarando. La dichiarazione personale vale più di qualunque virgolettato riportato che non risponde a lei. Però io le sto dicendo, visto che lei ha letto qualcosa che non mi appartiene, che io credo nello Stato, credo nella prefettura, credo nel prefetto Romano e non ho problemi di questo tipo. Se lei dice il contrario me lo dimostri. L'incontro si è concluso positivamente con una stretta di mano tra le parti. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha nominato un soggetto attuatore che è la regione siciliana, nella persona del suo presidente e degli organi da esso
derivanti, che sono la cabina di regia regionale, a livello regionale, cui fanno parte la protezione civile regionale, il servizio dighe, il servizio idrico, e poi a livello locale le cabine di regie provinciali, fra cui per Agrigento il SPICA, il tavolo permanente istituito presso il Genio Civile. Quindi il governo ha dato una direzione, dopodiché è ovvio che tutto può essere cambiato, ma ci deve essere una ragione, che evidentemente non può che essere la necessità di un miglioramento, di un funzionamento che i cittadini che stanno manifestando pare dicano che non sia ottimale.